Si va dunque con l'ultima prova dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio per cavalli di 4 anni, 3 ritiri, Zeis dei Greppi, Zingaro Rosso e Zoncola Nolz, favori per Fantastica Moore in chiusura e corsa che dovrà designare anche il vincitore della giornata Gentleman. In questo momento c'è Patrick Romano nettamente al comando con 17 punti, 10 punti, 11 anzi per Gianluca Di Venti, 10 per Carlo Ballotta che è l'unico che potrebbe batterlo vincendo e se l'altro non prende almeno 5 punti. Vediamo la partenza con l'errore di Zefira RL mentre va a condurre in Numero breve 5, Zefira Zorsi. RL, Zorsi in squalificato. vantaggio nei confronti di Zipras F. In percorsi esterni invece c'è Zardo Vald e i 200 iniziali per Zohar Sì se ne vanno svelti in 15 scarso. Completamento ora della retta delle scuderie con Zorsi che completa in 32 i primi 400 di gara. Zorsi e Ilaria Vecchi dunque al comando, in seconda posizione si mantiene Zipras F, poi al largo Zardo Vald 600 in 46. Vediamo il passaggio davanti alle tribune, situazione tattica invariata con al largo anche Fantastica Moore, in terza posizione in corda c'è il numero 1 Zeno Colò, 1-1 e 1. Passaggio per i primi 800 di gara e si attacca alla penultima piegata con Ilaria Vecchi che continua a guidare il suo Zorsi nei confronti di Zipras F. Il chilometro se ne va in 1:16,9. Intanto scende in terza posizione Zardo Vald. Siamo a 400 dal palo con Zorsi in vantaggio nei confronti di Zipras F, poi Zardo Vald che sposta nuovamente all'esterno, gli altri più discosti cappeggiati da Fantastica Moore. Zorsi si mantiene in testa nei confronti di Zipras F, all'esterno c'è Zardo Vald. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Zorsi in vantaggio. Zorsi si mantiene in vantaggio a 50 dalla conclusione, ci prova ancora Zardovalde ma si difende fin sul palo Zorsi e poi esulta Ilaria Vecchi. Secondo posto per Zardovalde che corre alla grande ma col secondo posto non riesce a raggiungere Patrick Romano che con 17 punti vince la classifica di giornata. Secondo posto per Carlo Ballotta che con un primo e un secondo raggiunge quota 15. E poi al terzo finisce Zipras F in questa corsa, correndo bene a sua volta, Mauro Biesuzzi nel sediolo, più indietro c'è Fantastica Moore. Vittoria dunque per Ilaria Vecchi e Zorsi, quota di 3,89 al totalizzatore. Per gli Audi Alfredo Gambozzi erano due, praticamente ha fatto M-Plane Alfredo Gambozzi con i due che sono arrivati primo e secondo, Zardovalde Zorsi, Zorsi primo, Zardoval secondo, terzo posto per Zipras F. Ed è tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Vi ricordo che questa era l'ultima giornata della stagione primaverile, ora il testimone passa al Savio di Cesena con l'inaugurazione prevista per il giorno venerdì 28 giugno, cui seguirà subito sabato 29, e poi con la consueta cadenza delle 3 giornate a settimana.